Residenti in allerta a Castelfranco Veneto, nella zona di via Malvolta, dopo la segnalazione di un furto avvenuto all'interno di un'abitazione nell'ultimo weekend, con un cittadino che ha postato su Facebook il video dell'incursione. Dalle immagini di pochi secondi si vede una persona incappucciata che rovista tra le stanze, approfittando dell'assenza del proprietario. Sono entrati dalla persiana, forzandola, tenendola su con un bastone e sfondando la finestra. E sono entrate in casa, mi hanno rubato gli orologi, era l'unica cosa di valore che avevo, perché di soldi non ne avevo a casa tranne pochi spicci in moneta e gli orologi che mi avevano regalato nel tempo alcuni amici e alcuni miei personali. Io cambierò zona, anche se in realtà via Malvolta, il Borgo Padova, soprattutto vicino ai campi da rugby dove c'è il centro sportivo, è sempre stata una bellissima zona. Ora passare dalla Padella alla Brace così velocemente in un arco di un anno o due, insomma, sì, io mi ritrasferirò da un'altra parte. Sembra che non sia stata l'unica visita della nottata tra sabato e domenica. La notizia ha fatto presto il giro dei residenti. Adesso hanno rubato un po' più avanti. Io ho gli allarmi qua, però la gente ha anche un po' paura. Per esempio questa qui è disabitata. 2 anni fa hanno provato qui dietro a rubare. Hanno provato a entrare da me, ma quei cani sono andati via perché hanno piegato la rete, se ne sono andati. Però questa zona non è che passa spesso e volentieri, forse ogni qualche volta, ma rare. C'è sempre traffico anche di notte. Gente che rimane ferma qui seduta, quando esco a vedere partono, vanno via, non si sa cosa fanno, girano. È un po' morto, un po' una zona morta questa qua. Non si sta male, però un qualcosina in più ci vorrebbe.